penso che dovremmo iniziare, ve lo dico per il rapporto che ho con Diego, con un grande applauso, perché questo è un sindaco che ha fatto 5 anni d'oro per Gagliarine, quindi grazie. Grazie. Io ho avuto modo di seguirlo, sinceramente quando sono stato chiamato per venire qua, ho pensato, ma ve la far che non avrà mia bisogno che vai a fare un passaggio. Diego e la sua squadra si presenta con i risultati. Non è un caso che Diego che abbia subito parlato di lavori, cinema e quant'altro. Io posso solo aggiungere che quando dice noi ci siamo messi pancia a terra, questo aggiungo io, per intercettare bandi, vi posso garantire che Diego è uno dei sindaci più presenti a chiamare il Presidente della Regione Paveschei. Quindi questo su questo state tranquilli. Dopodiché penso che sia sotto gli occhi di tutti il lavoro che Diego ha fatto in questo comune. 9 milioni ti avevo dato? Non mi sono anche accorto. Un altro applauso, 9 milioni. E penso che questo sia sufficiente per presentare Diego e la sua amministrazione. Come regione noi siamo a fianco ovviamente di Diego, lo siamo stati in questi 5 anni, lo saremo durante questi giorni della campagna elettorale e lo saremo anche dopo. E Diego penso che un nemico ce l'ha, un avversario ce l'ha, è l'astensionismo, perché comunque quando diciamo ci sono tutti i numeri per vincere le elezioni, l'unico problema, e ve lo dico perché l'ho vissuto da vicino, l'unico problema è che la gente dice sì ma tanto non ha bisogno, tanto il vince. Ecco, è fondamentale che ci sia affluenza alle urne. Quindi il senso di questa serata qual è? A tutti i sostenitori dire fate in modo che si vada a votare. Purtroppo si voterà il 9 giugno, si vota anche sabato pomeriggio e domenica, magari cade anche sole dopo un maggio tutto da piova. Fra l'altro le previsioni prevedono purtroppo da stasera 100 mm d'acqua, che è 10 cm per metro quadrato, che è tanti, soprattutto se non sono spalmati nelle 24 ore, come è accaduto diciamo la scorsa settimana. La scorsa settimana vi ricordo abbiamo avuto punte di quasi 300 mm d'acqua, anzi per essere precisi le censite 249 mm d'acqua, vuol dire 24 cm e mezzo in 6 ore. Questo ha significato mandare in collasso la rete idrica del Veneto. Se non fosse perché noi abbiamo fatto un sacco di bacini e opere che hanno salvato le città, hanno salvato tanti paesi che altrimenti sarebbero finiti sott'acqua. Per capirci, i numeri dell'alluvione della scorsa settimana sono i numeri paragonabili a quelli dell'alluvione 2010. Nel 2010 noi abbiamo avuto 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie sotto acqua e quindi è stato un disastro autentico, più di 1 miliardo di euro di danni che abbiamo liquidato tutti. La scorsa settimana c'erano gli stessi parametri, ma sicuramente molto meno danni, visto considerato che nel frattempo io ho messo a terra un sacco di opere e bacini di laminazione che abbiamo utilizzato ad esempio per evitare che a Vicenza si girasse col gommone, col fuoribordo, per andare a salvare i cittadini come è accaduto nel 2010. Detto questo, vi dico quindi al fianco di Diego, ma al fianco bisogna esserlo anche nell'affluenza alle urne. Quindi l'appello che faccio a tutti i simpatizzanti, ai sostenitori, è quello di pensare che bisogna andare a votare. Andate a votare, perché il sindaco ha bisogno da un lato che ci sia l'affluenza alle urne per il risultato e dall'altro, perché poi magari manchino proprio i nostri, e dall'altro Diego merita di uscire con la sua squadra con un bel risultato dalle urne, perché ve lo dico io che ho quasi l'80%, anzi grazie a Gagliarine, grazie. Un discorso è governare con una vittoria risicata proprio da poco, un discorso è fare un bel risultato che ti dà ancora più impulso e ti dà ancora più legittimazione nei confronti dei cittadini e della comunità. Io non aggiungo altro, auguro un grande in bocca al lupo intanto ai candidati della lista e loro fategli un applauso, perché comunque loro ci mettono la faccia. E poi in bocca al lupo a Alessandro Manera, il nostro candidato della provincia di Treviso. Lui è un bravo ragazzo, si è sempre occupato, oltre ad essere un manager del privato, si è sempre occupato di quello che sono diciamo, i temi ambientali per il comune di Treviso, e penso che anche il lavoro di quell'amministrazione sia sotto gli occhi di tutti. Insomma, una bella squadra che parte col piede giusto. Adesso spetta a voi, a noi cittadini, sostenere la squadra. Grazie per essere qui stasera, capisco che è un sacrificio, ma veramente grazie di cuore. Saluto anche il sindaco di Cordignano, un applauso al sindaco di Cordignano.
il sindaco di Porto, sì, ma se uno si sente si sdraia, l'altro si mette in fondo. Venite qua, facciamoli vedere questi sindaci. Roberto. Venite. Roberto Campagna, sindaco di Cordignano. Beni Susanna, sindaco di Porto Bufalè, sindaco di Cordignano. Andrea Susanna, scusa, mi sono sbagliato con quello di sindaco. Il candidato Andrea Forlin, candidato di Mansuè, un applauso anche a lui. E poi qua in zona, la conoscete, c'è la consigliera Sonia Brescacini, qua Sonia, fate vedere. Un applauso anche a Sonia che segue tutte le tematiche della sanità in Veneto per quanto riguarda il Consiglio regionale, perché è presidente della Commissione Salute, quindi lei diretto rapporto ce l'ha con l'assessore alla salute Lanzari. E poi c'è anche Jessica Masini, mi hanno detto, dov'è nascosta? Ho più candidati che più distanti sta. Applauso anche a Jessica Masini che è candidata, vieni qua Jessica, che è candidata in quel di Cologne. Che se altri candidati, qualcuno che si nasconde, no, niente, tutto a posto. Fate l'applauso a sta squadra ragazzi, grazie a tutti. Un applauso per il più grande rompibai che mi auguro sua vita mia, Beppi Fantuzzi. Beppi è solo una sfiga comica, a me mi manda i messaggi alle 5 del mattino, ma mica rispondo. Io penso di essere l'unico sveglio in giro per... Dice che non ti rispondo. Ti rispondo in che tempi? Record. No, dopo il messaggio alle 11 del mattino che rispondo il giorno dopo. Esatto. Ma se te messaggi alle 4 o 5 del mattino mi rispondi. Ordine già da 20 anni. Esatto. È come la Panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Però non ho detto Panda 4x4, ancora non te a meritare 4 ruote motrici. Sempre 2. Forse sì stavolta. Perché te il sindaco bravo. Esatto. E tutti bravi a fare i sindaci bravi. No, Beppi che ha merito che ha scelto Diego e quindi bravo. Grazie Beppi, grazie. E la stessa giacca, ho visto la giacca. Stesso taglio dei cavalli più o meno. Mi si è fatto la divisa. Grazie a tutti, buona serata, grazie.